Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione. Il festival organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, ovvero la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va inoltre alle molte associazioni e realtà di questo territorio che hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa e naturalmente ai moltissimi media partner che ci hanno aiutato a promuoverla in tutta Italia. E infatti da tutte le regioni d'Italia stiamo ricevendo apprezzamenti per questo festival e soprattutto, cosa estremamente gradita, molti interventi, commenti, domande per i nostri ospiti ed esperti collegati oppure qui in presenza, come accaduto per esempio ieri. Ci troviamo nella scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, che ci ospita per le dirette nell'Aula Magna. Stiamo trasmettendo in diretta web dalla pagina Facebook del Festival Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo il pubblico, come dicevo, numeroso da tutta Italia che ci sta seguendo online. Chiediamo sempre al gentile pubblico di condividere le nostre dirette sui propri social e canali e li ringraziamo per il supporto e la promozione di questa iniziativa che intende appunto fare cultura, diffondere maggiore consapevolezza rispetto ai temi importantissimi dell'educazione. Oltre al pubblico collegato abbiamo quest'oggi, come tutte le mattine di questa seconda edizione, anche un pubblico in sala, un graditissimo pubblico perché anche oggi abbiamo le terze della scuola secondaria di primo grado, in particolare la terza F e la terza G della scuola Umberto Cosmo di Vittorio Veneto. Li vedete, li vedete inquadrati, insieme a loro c'è Consuelo che come sempre passerà tra i ragazzi e gli insegnanti che li hanno accompagnati e che ringraziamo per raccogliere le loro impressioni e soprattutto prendere nota delle loro domande che poi noi rivolgeremo ai nostri esperti. Come tutti ormai sapete, il titolo del nostro Festival Educhiamoci di quest'anno è Che gioia, perché abbiamo deciso di dedicare
questi incontri a questo tema importante, questa condizione dello spirito, questo stato d'animo, questa emozione che è giusto scoprire o riscoprire per portarla nelle nostre vite e soprattutto per portarla nelle vite dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. E quindi educhiamoci noi adulti per educare alla gioia. Avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale e sul nostro sito che gli incontri sono moltissimi, abbiamo avuto delle personalità veramente eminenti della scienza, della medicina, della psicologia, ieri sera anche dell'arte, della musica e del volontariato, insomma veramente è difficile in questo momento citarli tutti, ma trovate il materiale comunicativo, il programma e tutti i video che abbiamo finora realizzato, compresi quelli dell'anno scorso, sul nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it che vi invitiamo ad esplorare. I nostri incontri sono rivolti principalmente agli adulti, agli educatori, agli insegnanti, ai genitori, ma anche ai ragazzi, ragione per cui li abbiamo con noi tutte le mattine. Ci sono inoltre delle rubriche, come la rubrica che va in onda alle ore 20 tutti i giorni, che si chiama Una storia con mamma e papà, dove ci rivolgiamo anche ai giovanissimi. E poi da quest'anno c'è la rubrica Esperienze, che potete vedere sempre in diretta attorno alle 20, dove raccontiamo le esperienze di laboratori educativi che abbiamo realizzato nelle scuole di ogni ordine e grado di Vittorio Veneto la settimana precedente al festival. Qui in studio con noi, ancora una volta, la gradita presenza della dottoressa Donatella Di Paolo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I, che ci ospita qui per le dirette. Buongiorno dirigente, buongiorno. Grazie per essere sempre con noi anche quando non è seduta qui, perché giustamente è anche molto indaffarata per il suo lavoro di dirigente, ne parlavamo poco fa. Quindi è un doppio ruolo quello che lei riveste in questi giorni, oltre alla sua mansione abitudinaria, anche quella di nostra ospite per il festival. Quindi grazie infinite per essere sempre qui con noi. Particolarmente significativa la sua presenza oggi perché lei ospita le classi di un altro istituto comprensivo e questo è un segnale che ci premeva anche sottolineare e valorizzare. La dottoressa Di Paolo poi al termine dell'intervento dei nostri esperti potrà fare come sempre un suo gradito commento ed eventualmente qualche domanda ai nostri ospiti. Per il saluto istituzionale invece abbiamo oggi qui con noi in studio Paola Costalonga, che è la dirigente del settore affari generali e servizi socioculturali del Comune di Vittorio Veneto, a cui diamo subito la parola. Grazie per essere con noi, dottoressa Costalonga. Allora, ho colto con soddisfazione l'invito appunto dell'assessore alle politiche scolastiche di formulare un saluto di apertura a questa penultima giornata di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Quindi un buongiorno a tutti voi ragazzi presenti e a tutti coloro che sono in collegamento online dalle varie parti d'Italia e che proprio in questi giorni ho visto molto numerosi. E ciò a conferma dell'importanza e della validità di questa iniziativa, visto appunto l'elevato consenso che riceve e che ci riempie di orgoglio e che rappresenta nello stesso momento anche l'opportunità per far conoscere la nostra realtà, la nostra piccola città, che come è stato detto in queste giornate è ricca di storia, di cultura, di arte, la città della musica, e nella speranza che in qualcuno degli ascoltatori possa nascere il desiderio e la curiosità di venire a visitarla. Siamo quindi giunti alla seconda edizione di questa importante iniziativa rivolta appunto ai giovani, alle famiglie, agli operatori della formazione, agli insegnanti, ai quali è doveroso che anche le istituzioni pubbliche, quindi come il nostro comune, dedichi un'attenzione, una particolare importanza. Il titolo scelto appunto per questa edizione è La gioia, che gioia, e con
come ci ha illustrato la professoressa Lucangeli nel suo interessantissimo intervento, la gioia si ritrova appunto nella sua autenticità e nella sua totale pienezza proprio nei bambini e decresce un po' con l'età. Ecco, l'auspicio di questi incontri, di queste giornate, è che appunto si possa trovare da questi incontri degli spunti, dei momenti di riflessione, dei suggerimenti, dei consigli rivolti appunto ai genitori, a tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con l'educazione dei nostri giovani, proprio per aiutare questi giovani a riscoprire, a vivere la gioia in tutte le sue manifestazioni. Concludo con un doveroso ringraziamento ai miei uffici che ovviamente hanno lavorato per rendere possibile questa iniziativa, a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, ai relatori per i loro interessantissimi interventi e auguro a tutti voi e a quelli che sono in collegamento un buon ascolto e una buona continuazione. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Costalonga. Le persone che sono in collegamento in questi giorni sono veramente tante, adesso noi siamo arrivati all'ultima giornata completa, anche se il festival in realtà si concluderà domani, e stiamo già cominciando a tirare qualche conclusione rispetto ai numeri. Ebbene, le persone che si sono collegate fino ad ora sono diverse migliaia. Un'informazione più precisa ve la daremo questo pomeriggio, ma abbiamo veramente avuto un grande riscontro. Molte persone ci dicono veramente un festival al di là delle aspettative. Complimenti. Quindi speriamo davvero che questo sia solamente l'inizio e ci impegneremo tutti insieme per fare di più e meglio nelle prossime edizioni. L'incontro di quest'oggi si intitola Benessere digitale, un tema che non poteva mancare, vista anche l'alta competenza e professionalità dei nostri ospiti in questo incontro, un tema che sta certamente a cuore alle scuole, alle famiglie, a tutti gli ambienti educativi, anche, perché no, ai ragazzi e ai bambini che sono più consapevoli di quanto pensiamo rispetto a queste questioni. Per questo motivo abbiamo invitato al nostro festival il dottor Marco Grollo e il professor Marco Gui che sono in collegamento con noi e che salutiamo e ringraziamo di cuore per essere presenti. Buongiorno e benvenuti. Quindi le nuove tecnologie sono ormai parte integrante della nostra vita, anche della vita dei giovanissimi. Gli adulti con ruolo educativo però non possono non interrogarsi su come affrontare queste sfide, non tanto per essere più esperti dei cosiddetti nativi digitali, quanto per essere più competenti nell'accompagnare bambini e ragazzi nell'adeguata gestione del rapporto con le nuove tecnologie in modo da realizzare veramente questo benessere digitale. E di benessere digitale si occupano appunto da diversi anni Marco Grollo e Marco Gui. Marco Grollo è educatore, formatore e fondatore dell'associazione MEC, che significa Media, Educazione e Comunità. Si interessa ai media da molti anni, ne studia le logiche interne, i meccanismi di funzionamento e gli effetti educativi e sociali. Marco Grollo realizza percorsi in cui bambini, ragazzi, genitori e insegnanti ragionano insieme sui media e cercano di capire quali sono i modi in cui i media ci possono condizionare. Collabora con università, associazioni, reti di comunità, pediatri e molte altre realtà allo scopo di imparare insieme a utilizzare i media in modo consapevole, creativo e divertente. E infatti spero che ci parlerà anche di alcune esperienze meravigliose che realizza con la sua associazione nelle scuole dei nostri territori. Il professor Marco Gui è professore associato, direttore del Centro di Ricerca Benessere Digitale nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Milano Bicocca, che ringraziamo per aver anche patrocinato questo festival. Marco Gui è autore di studi nazionali e internazionali sulle disuguaglianze nell'uso dei media digitali, sul rapporto tra i media e la qualità della vita, sulle competenze digitali e l'uso delle tecnologie nell'istruzione. È autore di alcuni testi come A dieta di media, comunicazione e qualità della vita, oppure di Il digitale a scuola, rivoluzione o abbaglio.
È tra i fondatori della rete dei patti di comunità per l'educazione digitale e oggi nostro graditissimo ospite. Benvenuto Marco Gui. Grazie. Prima di passare la parola ai nostri ospiti in collegamento, vi ricordiamo che potete porre eventuali domande o commentare sia scrivendo in diretta nei profili social oppure mandando un messaggio WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Vi invitiamo, anche se non è sempre possibile dare voce ai messaggi di tutti, vi invitiamo a farlo perché questo ci aiuta a mantenere più interattivo possibile il nostro festival. Il numero è 370 31 86 802. E con questo è tutto per la presentazione, per cui passiamo la parola ai nostri ospiti Marco Grollo e Marco Gui. Grazie per essere qui. Poi non so quale dei due in realtà preferisca partire, quindi ditemelo voi. Visto che non ho ringraziato, intanto ringrazio per la partecipazione, poi siamo d'accordo che parte Marco Gui, il professore, quindi ti do la parola volentieri. A te. Grazie Marco. Grazie a tutti. Allora, intanto cerco di condividere e vi chiedo se si vede tutto correttamente, se mi si sente correttamente. Si vede e si sente. Benissimo, allora buongiorno a tutti, buongiorno ai ragazzi presenti lì a scuola e buongiorno a tutti quelli che sono collegati. Grazie della vostra presentazione e di questa occasione di confronto che è molto interessante per le persone che ci sono e il contesto che si crea. Dunque, allora, come si diceva giustamente nella presentazione, io sono direttore di un centro di ricerca che si occupa di studiare la relazione che c'è tra i media digitali e la nostra qualità della vita. Quindi quanto i media digitali contribuiscono al nostro benessere, alla nostra qualità della vita. E quello che vi racconterò oggi è un po' un riassunto di alcuni risultati di ricerca che abbiamo ottenuto nel corso del tempo, ma anche un tentativo di definire questo termine, questo benessere digitale di cui molti oggi parlano. Allora, per prima cosa, per provare a costruire insieme questa definizione, possiamo distinguere due aspetti principali che compongono il benessere digitale, perché questa etichetta, come dire, è molto ampia. È un'etichetta importante, a mio parere, perché ci dice che il nostro benessere dipende sempre di più dal nostro uso dei media digitali, visto che ci passiamo gran parte della nostra giornata. Come sapete, i dati ci dicono che noi passiamo la maggior parte delle ore in cui siamo svegli, la maggior parte delle ore di veglia, di fronte a uno schermo, attualmente. Forse chi va a scuola ci passa un po' meno tempo, perché ovviamente le ore scolastiche non sono tutte davanti allo schermo, ma chi per esempio lavora e fa un lavoro di ufficio ha veramente un numero di ore enorme e quindi è logico che il nostro benessere dipenda da questo, da come noi viviamo in questa condizione. Quindi il primo punto che è importante per definire il benessere digitale riguarda quello che noi facciamo online, quindi a quali contenuti ci esponiamo, che tipo di relazioni costruiamo. E questa dimensione importantissima è una dimensione più tradizionale diciamo così, della competenza digitale e una dimensione su cui ci sono anche molti interventi. Pensiamo per esempio a tutti gli interventi sul cyberbullismo che sono stati organizzati nelle scuole e sono portati avanti ancora. Chiaramente questi interventi contribuiscono al nostro benessere digitale, perché noi stiamo bene quando abbiamo delle relazioni positive con gli altri e quindi capire come gestire bene le relazioni online contribuisce certamente al benessere digitale, così come i contenuti a cui noi ci esponiamo contribuiscono al nostro benessere. È stato dimostrato che se noi ci esponiamo a contenuti negativi, critici, diciamo senza speranza, tendiamo poi a sviluppare questo stesso tipo di umore e poi magari a produrre noi stessi dei contenuti di questo stesso calibro. Questo è stato dimostrato da una ricerca fatta internamente a Facebook,
su decine di migliaia di utenti. Quindi i contenuti sono contagiosi. Ma diciamo, accanto a questa prima dimensione ce n'è una seconda, che è emersa negli ultimi anni, quando la digitalizzazione è diventata molto pervasiva, soprattutto dalla introduzione dello smartphone. E quindi questo ha generato un aumento del tempo che noi passiamo davanti allo schermo. Questa seconda dimensione non ha a che fare con cosa facciamo online, ma ha a che fare con, chiamiamola, l'interferenza che gli schermi hanno sulla nostra vita quotidiana, su come organizziamo la giornata, su che cosa facciamo, come ci rapportiamo agli altri offline, per esempio. Ora, questa dimensione è quella a cui ci si riferisce più spesso quando si usa l'etichetta di benessere digitale. Anche le grandi aziende che sono state costrette a fare i conti con questo concetto usano benessere digitale soprattutto in questa seconda accezione. Quindi, per esempio, quanto tempo stiamo davanti a uno schermo, che cosa stiamo rubando ad altre attività, in che modo stiamo rubando tempo per altre attività, oppure invece stiamo guadagnando benessere quando spendiamo questo tempo davanti allo schermo. Quindi io vorrei concentrarmi di più su questa seconda dimensione, che è quella un po' meno esplorata e un po' più recente, per dirvi qualcosa su come i media digitali impattano sulla nostra vita quotidiana. E quindi la domanda da farsi è: attualmente il modo in cui noi usiamo i media digitali favorisce quelle situazioni che ci fanno stare bene, che ci danno benessere, che ci danno gioia, per usare il termine del festival? E allora ho fatto un piccolo esperimento con i miei studenti di un corso di giovani e media digitali al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale qui di Bicocca, e gli ho chiesto di scrivere anonimamente su un foglietto di carta che cosa li fa felici, o meglio, situazioni, episodi, contesti che provocano benessere, che provocano gioia, che provocano felicità, che fanno sentire in armonia con se stessi e con gli altri. E ho raccolto questi bigliettini e li ho sintetizzati. Quindi qui chiederei poi anche ai ragazzi se si ritrovano in queste situazioni. Ovviamente questo non è quello che vi sto per fare, non è un elenco esaustivo, per fortuna, delle situazioni che ci fanno felici, che sono tante altre, però è un esempio di alcune cose che ricorrono nelle risposte di questi studenti. Allora, prima cosa che emerge è che siamo felici quando portiamo a termine compiti impegnativi, raggiungiamo un obiettivo e ci sentiamo giustificati a riposarci dopo che abbiamo ottenuto un successo. Questo è una cosa che ricorre nelle loro risposte. Immagino tra l'altro che questi temi siano già stati affrontati nel corso di questo festival, ma qui vi do uno spaccato del mio corso. Secondo, stare nella natura, molti citano questo, passeggiare nel bosco, stare in montagna, guardare la natura, questo genera benessere. Poi molto citato è anche stare con gli amici, stare con il partner, addirittura stare con il cane. Quando sto con il mio cane sto bene, sono felice. Quindi le relazioni con gli altri. Ma anche molto citato è fare una serie di attività che ci immergono, ci fanno sentire spensierati. Allora qui c'è ballare, il cantare, il cucinare, l'ascoltare musica, correre, lo scrivere anche, qualcosa che ci immerge veramente in qualcosa e ci fa sentire dentro un flusso, ma anche essere generosi con gli altri, progettare per il futuro. E ultima, quando ci sentiamo competenti in qualche ambito. Allora, questa carrellata, solo per dare un po' di sostanza a questa domanda che ho già fatto prima. L'uso che noi stiamo facendo attualmente delle potenzialità che ci aprono i media digitali ci porta verso queste situazioni? E in che modo ci porta verso queste situazioni? In che modo invece impedisce talvolta di vivere queste stesse situazioni? Allora, per esempio,
un punto su cui mi sento di poter dire nella mia esperienza personale che i media digitali favoriscono la felicità, la gioia, eccetera, è relativo al progettare per il futuro. A me capita personalmente di sentirmi bene quando so che nei miei progetti di vacanza, di vita, professionali, ho di fronte a me la possibilità di avere una marea di informazioni utili. Questo mi fa sentire bene, è una potenzialità, è una possibilità che mi fa sentire bene. Anche il sentirsi competente potremmo citarlo tra i benefici che la rete ci dà, sempre per la quantità di informazioni che potenzialmente noi possiamo vedere, possiamo analizzare. Però ci sono altre situazioni di questo elenco che invece ci fanno pensare al modo in cui il nostro attuale uso dei media digitali ci allontana dalle situazioni che ci fanno felici. E allora vorrei mettere in luce 3 caratteristiche del nostro attuale uso dei media digitali a cui dobbiamo prestare attenzione per progettare un migliore rapporto con la digitalizzazione. Il primo di questi aspetti è la sovrabbondanza. Si vede sempre bene, vero? Ok. Sovrabbondanza vuol dire avere tante opzioni disponibili, tante informazioni, tante possibilità relazionali, tanti amici che scrivono su WhatsApp, tanti messaggi che arrivano, tante notizie da leggere. Ora, nel tradizionale approccio dell'economia, l'homo economicus era quello che massimizzava il suo utile e che, come dire, non era mai sazio, perché le risorse sapeva sempre come spenderle. E quindi da questo punto di vista, more is better. Più roba hai, meglio stai. Ecco, questo principio, diciamo, grossolano è stato poi smentito da molta letteratura, che è arrivata a dimostrare addirittura che quando abbiamo troppe opzioni, noi stiamo peggio. Se dobbiamo comprare una televisione e andiamo in un negozio con 10 televisioni di diverso tipo, e invece magari andiamo in un altro negozio che ne ha 300, ecco, la ricerca mostra che quando usciamo dal negozio con 300 di televisioni siamo più confusi, siamo più incerti della bontà della scelta che abbiamo fatto e pensiamo di più alle alternative che non abbiamo preso ma che avremmo potuto scegliere. Questo per dire che la scelta ha un paradosso in sé. Quando abbiamo troppe opzioni, tendiamo a concentrarci sulle opzioni che non abbiamo scelto, a cercare sempre qualcosa di meglio e a non calarci in una di queste scelte per viverla appieno. Questo tra l'altro funziona anche nel mercato, diciamo, delle relazioni romantiche, perché c'è ricerca che mostra che su Tinder, l'app di appuntamenti, i dati della piattaforma mostrano che le persone spesso all'ultimo disdicono l'appuntamento e passano a un'altra candidata, a un altro partner, perché ce ne sono molti e quindi come dire, viene la tentazione di sceglierne uno che ha qualche caratteristica migliore. Ma la gioia, potremmo ripetere, che deriva da un rapporto con un'altra persona non è tanto legata alla scelta ottimale sulla carta da un catalogo enorme, ma è legata soprattutto a quanto investo poi in conoscenza reciproca, sviluppo di un rapporto con una persona che ho scelto, ma che ho scelto non con l'obiettivo di massimizzare le caratteristiche vincenti in un catalogo enorme. Secondo aspetto dei media digitali, come li stiamo usando adesso, che ci allontano da alcune di quelle situazioni. Vi ricordate le situazioni citate prima? Erano situazioni molto spesso immersive, dove si passeggiava nella natura, si cantava in modo spensierato, si stava con le persone, si conversava con le persone. Ecco,
Qui abbiamo un quadro invece dove, con un intento positivo, i media digitali sono stati disegnati per farci gestire tantissime operazioni contemporaneamente, il cosiddetto multitasking, che tutti voi avrete sperimentato. Ecco, il multitasking è stato mostrato, non solo riduce le nostre performance cognitive, ma riduce il gusto. E uso questo termine rifacendomi un po' a una metafora alimentare che insomma io uso spesso. Il fatto di frammentare il proprio consumo e la propria esperienza mediale vuol dire anche avere meno risorse per gustare i singoli contenuti. Facciamo un esempio pratico. C'è un bellissimo film su Netflix. Una cosa è se mi dicono: guarda, c'è questo bellissimo film, vieni a casa mia che lo vediamo. Si accende il film, si guarda tutti insieme. Altra cosa è: c'è questo film su Netflix, però poi apri Netflix e ce ne sono 3.000 altri. E sei proprio sicuro che quello che vuoi guardare questa sera abbia le caratteristiche giuste per la serata? Magari ce n'è un altro e magari intanto sul telefono ti arriva una notifica che c'è un altro contenuto ancora, e allora finisci magari per guardare un pezzo di questo, un pezzo dell'altro, perdere tempo nella scelta, e questo, diciamo, è un effetto della combinazione tra la sovrabbondanza e appunto la frammentazione. I media digitali sono costruiti per produrre frammentazione, con un intento positivo, per carità, cioè quello di gestire tanti processi, ma rischiano di togliere il gusto della fruizione dei contenuti. Terzo aspetto è che in questo momento, a causa dello sfruttamento economico degli ambienti digitali, soprattutto ad opera delle piattaforme, i media digitali cercano di attirarci, o meglio, le società che utilizzano i media digitali cercano di attirarci con i contenuti che ci solleticano di più. Provate a pensare se voi aveste sempre questa bella fetta di torta di fronte a voi quando dovete mangiare. È probabile che voi finireste per mangiare troppo zucchero, troppi grassi, e non so se avete mai fatto l'esperienza di essere stomacati quando un contenuto dolce, per esempio, quando mangiate troppo di qualcosa di dolce, o di qualcosa di grasso, di qualcosa di forte. Ecco, questo stesso sentimento di essere stomacati emerge, e lo vediamo nella ricerca, quando una persona si espone a questi contenuti, diciamo così, troppo forti sui media. Quali sono questi contenuti forti? C'è il sesso, la violenza, il sensazionalismo, sono tutti contenuti che ci attraggono fisiologicamente, che però vengono sfruttati dalle aziende dei media perché la nostra attenzione vale dei soldi. Qui sarebbe poi da approfondire, ma lo potrete fare nelle vostre classi, su come guadagnano le piattaforme dei media digitali. Guadagnano attraverso la nostra attenzione, la nostra permanenza sulle piattaforme stesse e la cessione dei nostri dati. Quindi il fatto che noi siamo bombardati di contenuti che ci provocano una immediata gratificazione sensoriale potrebbe allontanarci da quelle situazioni che invece non provocano un immediato piacere edonico, diciamo così, ma sono delle situazioni che invece ci provocano più gioia, e sono situazioni dove il piacere non è immediato, ma è un piacere di più lunga durata, è un piacere costruito, è meno una gratificazione immediata, che pure, come dire, nella vita esiste ed è positiva, ma se la gratificazione immediata è portata ad essere onnipresente, un'opzione onnipresente, questo può provocare dei problemi. Quanto tempo ho ancora per concludere? 5 minuti? Sì, gli ha risposto Marco. Va bene, 5 minuti ancora.
Okay. Poi comunque avremo una parte anche più interattiva dopo. Di domande. Ok, quindi finora che cosa vi ho mostrato? Delle tendenze nell'uso dei media digitali, che poi potremmo approfondire nelle domande, che ci allontanano da alcune delle situazioni dell'elenco iniziale. Quindi l'invito è: riflettiamo su questo tipo di situazioni, su questo tipo di utilizzi, per capire come possiamo migliorare il nostro rapporto con i media digitali. Quindi, ritornando indietro, riflettiamo sulla quantità di stimoli a cui ci esponiamo, la quantità di contenuto che utilizziamo, la quantità di relazioni che manteniamo online. Riflettiamo su quanto nella nostra giornata frammentiamo l'attenzione tra il familiare che mi parla, lo smartphone che squilla, e il compito da fare, però anche la partita e però anche la serie. E poi riflettiamo su quanto siamo attratti da contenuti che inizialmente ci danno piacere, ma che alla lunga ci lasciano stomacati. E proviamo a capire anche proprio con una auto-osservazione, quali sono questi contenuti che alla lunga ci lasciano stomacati e quali invece sono i contenuti che alla lunga ci soddisfano, ci generano gioia. Io credo che queste tre cose che vi ho detto si possano riassumere in un problema più generale che noi abbiamo in questo momento con i media digitali, che è un problema di iperstimolazione. Noi abbiamo costruito degli ambienti partendo dal presupposto che più possibilità comunicative una persona ha, meglio è. More is better. Abbiamo un po' costruito sullo stesso principio di cui parlavo prima, ma noi sappiamo anche che questo principio non è reale. Noi non siamo felici quando abbiamo tantissimi stimoli. Noi sappiamo dalle scienze dell'educazione che la stimolazione di un bambino è importante, perché se un bambino non è stimolato quando è piccolo non riesce a sviluppare le proprie capacità, le proprie risorse. Ma ci troviamo in un momento in cui ci accorgiamo anche dell'opposto estremo, cioè che una stimolazione troppo elevata, e in particolare una stimolazione, come ho detto prima, che è frammentata, piena di contenuti forti, sovrabbondante, non ci fa bene e può essere controproducente anche rispetto proprio allo sviluppo. Potremmo leggere questo problema dell'iperstimolazione anche con mettendolo insieme alla questione ambientale. Cioè noi nella produzione, nel nostro sistema economico ci siamo orientati su questo paradigma del more is better, e adesso stiamo facendo i conti con questo approccio sbagliato. In parte li abbiamo fatti nel mondo dell'alimentazione, per esempio, e lì siamo forse più avanti che nel mondo della comunicazione. Nel mondo della comunicazione invece dobbiamo ancora digerire del tutto, usando sempre un termine alimentare, questa idea che non siamo felici quando abbiamo tantissimi stimoli, ma siamo felici quando abbiamo degli stimoli e riusciamo a gustarli in profondità. C'era un detto latino poi ripreso da Sant'Ignazio di Loyola che dice: non multa sed multum, non tante cose, ma l'approfondimento di qualcosa ci fa contenti, ci fa felici. Ecco, io credo che questo sia il problema, uno dei problemi, insomma, più urgenti da affrontare. Allora, come definiamo questo benessere digitale dopo questa carrellata? Si potrebbe definire così: il benessere digitale è la condizione in cui l'uso dei media digitali riesce ad essere incanalato per ottenere comfort, sicurezza, soddisfazione e realizzazione. Allora, per incanalarlo in questo modo dobbiamo pensare a quelle tre sfide di prima e affrontarle in due modi. Il primo modo è le competenze individuali, le nostre competenze di individui. Quindi sono una persona che riesce a pianificare il mio tempo,
senza, diciamo, senza abboccare alle esche delle piattaforme che mi vogliono tenere incollato. Questa potrebbe essere una competenza, quindi una competenza di autocontrollo, di pianificazione. Questa è una competenza che si può sviluppare anche in ambiente scolastico. Ma seconda cosa, l'ambiente favorevole. Come si costruisce un ambiente che minimizza la mia tendenza a, per esempio, frammentare l'attenzione? Possiamo aiutarci a vicenda, possiamo darci delle regole in modo che questa frammentazione, per fare solo un esempio, sia meno pesante da vivere. E quindi possiamo darci delle regole su come affrontare una riunione di lavoro, per esempio, quando è bene che abbiamo anche altri stimoli, quando è bene che invece ci concentriamo su una riunione di lavoro, ma anche su una relazione tra due persone, familiare. E da questo punto di vista si potrebbe parlare di competenze di comunità, cioè dobbiamo sviluppare delle norme sociali che ci aiutino a vivere questo benessere digitale. Ultima citazione, ultima riflessione legata a questo è: ma con i ragazzini, i bambini più piccoli, come ci regoliamo rispetto alla costruzione di questo benessere digitale? Ma io credo che ci sia stata in questi anni una retorica per cui, insomma, quella un po' la vulgata del concetto di nativi digitali, per cui l'uso dei media digitali da parte dei più piccoli fosse comunque una cosa bellissima, un'avanguardia, un segnale di novità positive. Ecco, io credo che il buon senso, e questo ne possiamo discuterlo poi nelle domande, basterebbe a dirci che, come tutte le altre attività impegnative, anche l'uso dei media digitali ha bisogno di una sua gradualità. E questa gradualità non l'abbiamo ancora costruita insieme. I risultati della ricerca sono convergenti con questa idea di buon senso e ci mostrano che l'uso dei media digitali, soprattutto quello personale, non guidato, della connessione permanente da parte dei bambini più piccoli, minori per esempio di 12 anni, è quella che diventa più problematica per una serie di aspetti. Quindi la costruzione di questo ambiente favorevole passa anche per un accordo collettivo su come costruire questa gradualità. E nel momento in cui questo accordo collettivo saremo riusciti a costruirlo, allora daremo un messaggio coerente tra scuola, famiglie, educatori, istituzioni, che può regolare un accesso dei più piccoli alla rete in modo sicuro, con delle tappe, rispettando le loro diverse fasi di sviluppo. Chiudo qui semplicemente lanciando ai ragazzi una domanda, quindi cosa pensano loro di questa gradualità nell'accesso al mondo digitale da parte dei bambini più piccoli di loro, e loro cosa consiglierebbero come per esempio età minima per l'accesso ai social media o età minima per l'utilizzo di uno smartphone personale connesso in rete. Che consigli darebbero ai loro compagni più piccoli? Vi ringrazio e chiudo qui. Grazie professor Marco Gui. Poi più tardi raccoglieremo la risposta alla sua domanda dai ragazzi che sono presenti in sala. Ora è la volta di Marco Grollo, il cui lavoro però vogliamo introdurre attraverso la proiezione di un piccolo documentario che fa parte della nostra rubrica Esperienze, perché la settimana scorsa un suo collaboratore e collega, Matteo Giordano, è venuto insieme a noi nelle scuole di Vittorio Veneto a realizzare un laboratorio con i ragazzi proprio dal titolo Benessere digitale, che ora la regia manderà in onda.
Oggi abbiamo fatto un laboratorio breve in cui abbiamo cercato di mettere il focus sull'uso consapevole degli strumenti digitali e sul benessere digitale. Spesso questi strumenti vengono utilizzati in modo inconsapevole anche da noi adulti ed è importante invece andare a focalizzare quali sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi di certi nostri comportamenti. Abbiamo cercato in un'oretta di ragionare con i ragazzi su quelle che sono le loro abitudini nell'utilizzo di questi strumenti e come possiamo correggere alcuni comportamenti che magari ci portano più verso la dipendenza che verso un controllo di questi strumenti. Ho deciso di richiedere questo laboratorio perché credo che sia fondamentale oggi educare i più giovani, gli adolescenti, però sarebbe bene anche gli adulti in realtà, un uso consapevole dei nuovi media. Magari per noi c'è una maggior consapevolezza di com'era prima e com'è ora, invece per ragazzi di 13-14 anni è importante conoscere i rischi, conoscere insomma tutto quello che sta dietro alla condivisione dei propri dati. L'incontro che abbiamo fatto è stato molto utile perché si concentrava tanto appunto sulla dipendenza da smartphone e sugli effetti che questa dipendenza può darci. È un laboratorio che ti fa ragionare anche perché con le cose che dicono non ci pensi spesso e quindi ti fanno capire a cosa siamo condizionati al giorno d'oggi. Ho visto i ragazzi partecipi anche nel raccontare le proprie fragilità e questa secondo me è una cosa molto utile perché molto spesso appunto ci si trincera dietro lo schermo. Cioè anch'io sono stata dipendente da computer, dalle serie TV, proprio perché volevo sfuggire al mondo normale, perché non volevo vivere la mia vita e sentivo delle mancanze che non riuscivo a colmare con altre cose. Un incontro finalmente dal vivo ha fatto sì che queste barriere potessero cadere e che quindi ci fosse questa libertà e anche onestà nell'aprirsi e nel dire sì, forse ho una dipendenza. Mi è piaciuta perché molte cose non le sapevo, come quando se accettiamo tutti i termini di sicurezza non è detto che siano solo quello che c'è scritto. Un messaggio anche se inviato a due persone a pochi metri di distanza faccia 30.000 chilometri. Tutti i messaggi che noi mandiamo vengono memorizzati nella rete. Questo non lo sapevo, infatti da oggi penso che quando sarò più consapevole quando manderò i messaggi e penserò prima di mandarne uno se magari dire questa cosa direttamente in faccia a una persona. Scrivendo un messaggio potrebbe essere frainteso, mentre andando a dirlo direttamente alla persona posso esprimere le mie emozioni, i miei sentimenti e questa sicuramente capirà meglio come mi sento e non fraintenderà, almeno si spera. Mi ha dato più consapevolezza, soprattutto perché non voglio perdere la mia abitudine per leggere, come ha parlato una ragazza nel video che ci hanno mostrato, sostituendolo al telefono. Un bel progetto da portare avanti. Mi è piaciuto molto, dicevano cose interessanti che mi hanno messo un po' in guardia e in più erano molto divertenti e sapevano comunicare bene con noi ragazzi. È un laboratorio che consiglio a tutte le scuole, ripeto, e secondo me anche a qualche adulto. Marco Grollo, questo un piccolo assaggio delle molte cose che tu realizzi direttamente nella relazione quotidiana con bambini, ragazzi, genitori, insegnanti. A te la parola. Bene, grazie a tutti. Intanto non sono io, ma è l'associazione che ho contribuito, insomma, a fondare. E quindi siamo un gruppo di educatori, formatori che lavora su questi temi da tanti anni, quindi il merito, diciamo, di quello che facciamo è collettivo, assolutamente. È la forza del gruppo e anche la qualità, insomma, delle persone che ci lavorano.
Volevo iniziare intanto dicendo una cosa, e cioè ringraziando gli organizzatori, perché visto che il tema è la gioia, io comincerei proprio dicendo ma quanto bravi sono stati questi di IM Comunicazione a organizzare questo festival, quindi volevo sicuramente almeno ringraziare il direttore titolare, insomma, di questa di IM Comunicazione, che è Andrea Maroelli, e anche, visto che magari non lo fanno in tanti, anche ringraziare Marco Napoletano, che hanno organizzato una cosa veramente interessante, bella, partecipata, a cui non erano tenuti, e quindi veramente una bellissima iniziativa che speriamo continui nel tempo, anche perché il focus sull'educazione è una cosa che non si vede tantissimo e spesso, quindi volevo dire grazie a loro e complimenti. Io dirò due cose fondamentalmente, poi ogni tanto mi rivolgerò ai ragazzi, ogni tanto agli adulti, così cambiamo anche un po'. E le due cose che dirò sono queste: che cos'è il benessere digitale secondo me, e poi cosa fa l'associazione MEC per promuoverlo. Cercherò di essere molto rapido, purtroppo non mi trovo nella situazione ideale, perché questa mattina, tanto per parlare di benessere digitale, mi è saltata la rete completamente, internet, quindi ho dovuto prendere il telefono e arrangiarmi così. Quindi non ho presentazioni e non ho neanche tutta la competenza e la capacità comunicativa del professor Marco Gui, che ha detto delle cose interessantissime, alcune delle quali riprenderò. Però insomma cercherò di darvi qualche stimolo, poi lascio la parola ai ragazzi e alle domande, che secondo me saranno molto interessanti. Allora, la prima domanda a cui ho cercato di rispondere è questa proprio, no? Cos'è il benessere digitale? Allora, ci sono tre dimensioni che ha già toccato Marco, ma che dico rapidamente, che c'entrano tantissimo con questo termine, su cui noi stiamo ragionando e lavorando da tantissimi anni. La prima dimensione è quella del tempo, e cioè noi abbiamo, ce l'ha già detto il professor Guip, noi passiamo veramente tantissimo tempo, ma non è solo una questione di quanto tempo passiamo, è che all'interno dei media, soprattutto da quando esiste la TV ed è diventata un media, e non so se ci avete mai fatto caso, ma non ci sono pause. C'è un programma, poi c'è la pubblicità, poi inizia un altro programma, poi inizia una... E internet e YouTube è fatto allo stesso modo, c'è un video, poi ne inizia un altro, eccetera. Quindi nei media, soprattutto da tantissimi anni, non ci sono pause. Allora questa roba qui si è trasferita anche nella nostra vita. Quindi anche nella nostra vita, in realtà, noi abbiamo assorbito questo modello in cui non ci sono pause, cioè si corre tutto il giorno come dei cretini, e voi siete circondati da genitori adulti che fanno una cosa, poi ne fanno un'altra, poi ne fanno un'altra, e la nostra vita è diventata una corsa. Questa cosa qui ovviamente c'entra moltissimo con il benessere non solo digitale ma anche personale, e quindi dobbiamo interrogarci proprio su questo, cioè dobbiamo probabilmente, rispetto al nostro tempo in generale, al tempo della nostra giornata, trovare una sorta di bilanciamento. Prima di tutto, come è stato detto prima, tra le attività digitali e poi quelle che mi interessano veramente, poi ci torno, ma poi dobbiamo trovare un bilanciamento proprio anche tra le attività e la pausa, cioè dobbiamo reintrodurre nelle nostre giornate questa cosa bellissima che ogni tanto sparisce, ma che è fondamentale, che è la pausa, cioè i momenti in cui non facciamo niente, in cui il nostro cervello rielabora quello che è successo, perché se mancano le pause manca la rielaborazione, che è quello che per fortuna fisiologicamente ancora ci salva il sonno, no? Perché almeno di notte siamo obbligati a dormire e almeno quella parte lì il nostro cervello riesce a farla, questa parte di rielaborazione durante il sonno. Però dovremmo mettere delle pause anche durante la giornata, perché probabilmente riusciremmo a capire meglio quello che ci piace e vogliamo fare e anche a stare più concentrati. Quindi la prima questione del benessere digitale è il tempo. La seconda questione riguarda l'attenzione, che è un'altra delle cose bellissime che ha detto il professor Gui e che riprendo velocissimamente. E cioè il fatto che, soprattutto le notifiche, i puntini che noi vediamo comparire sempre nel nostro smartphone, che ci dicono: guarda, è arrivata una notifica, guarda, qualcuno ti ha mandato un messaggio su WhatsApp, guarda. Ecco, questa roba qui, cioè il fatto che siamo continuamente stimolati,
e stimolati per un motivo molto pratico, non perché siamo belli, interessanti, intelligenti, ma perché la nostra attenzione è la vera moneta all'interno del mondo digitale. Per cui non i secondi che passiamo sui video su YouTube o su Instagram o su TikTok, ma le frazioni di secondo sono monetizzate dentro i social, perché sono soldi che le diverse piattaforme si contendono rispetto. Quindi se qualcuno fa una battaglia per la nostra attenzione così serrata e assume centinaia di psicologi, neuroscienziati, eccetera, per studiare i meccanismi con cui fare gli algoritmi e catturare la nostra attenzione, voi capite che questa roba qua funziona. Quindi è ovvio che poi se io comincio a giocare un videogioco e mi piace, poi ci saranno tutta una serie di meccanismi anche psicologici dentro il videogioco che io non so, ma chi l'ha programmato sì, che mi tengono lì, che mi fanno tornare il giorno dopo, che mi danno un premio se io ogni 6 ore faccio una cosa. Quindi l'altra cosa a cui dobbiamo fare appunto attenzione è proprio l'attenzione. C'è una battaglia in corso per la nostra attenzione, che si ricollega ovviamente al tempo, perché più la mia attenzione è ricercata e più io tendo a passare tempo. Quindi questa è la seconda cosa che riguarda. La terza è il divertimento. Visto che stiamo parlando della gioia, secondo me il benessere digitale c'entra tantissimo col divertimento, perché noi per stare bene dobbiamo soprattutto divertirci, che è un'altra delle cose che non è facile fare, non è facile divertirsi, perché quando hai tante possibilità, come diceva Marco Gui, il professor Marco Gui, quando hai tante possibilità e non sai cosa scegliere, già vai un po' in ansia, no? E il divertimento è una cosa fondamentale, perché attraverso il digitale si può fare un sacco di cose divertenti, ovviamente, alcune le hai elencate prima tra le cose belle che si diceva che volevano fare gli studenti dell'università, no? Che erano per esempio ascoltare musica, scrivere, ballare, ok? Si può fare un sacco di cose interessanti anche attraverso il digitale. Però ecco, il divertimento è la terza cosa che secondo me si collega tantissimo al benessere e anche alla gioia, e cioè cercare di utilizzare gli strumenti digitali per divertirsi. Il divertimento però non dobbiamo sempre pensarlo in termini superficiali. Il divertimento è legato a una domanda fondamentale, qua mi rivolgo ai ragazzi, che è la domanda secondo me centrale che si devono fare e che bisogna fare per capire anche che orientamento prendere in generale, ed è la seguente: cos'è che mi piace veramente? Cos'è che mi interessa? Cos'è che mi fa stare bene? Io passo dal latino non multa sed multum a caparezza. Devi fare ciò che ti fa stare bene. Ci ricordiamo questa canzone spettacolare di Caparezza? E cioè, io devo riuscire a rispondere a questa domanda, capire cosa veramente mi interessa e poi fare, una volta che ho risposto a questa domanda, quello che il mio professore di filosofia, quando andavo al liceo, ci ha detto prima ancora che esistesse internet, perché io sono talmente vecchio che quando sono andato al liceo non c'erano ancora gli smartphone, quindi pensate voi in che tipo di contesto paleolitico ho vissuto e ho studiato. Però diceva una cosa secondo me straordinaria, e cioè, che ancora mi ricordo, quindi, e cioè, guardate, il sapere è immenso, è un campo enorme. Se voi volete diventare qualcuno che sa quello che fa, dovete prendere un pezzettino di questo sapere, che è enorme, che vi piace e vi interessa veramente, e su questo pezzettino del sapere diventare esperti e bravi. Cioè concentrarvi su quello e capire esattamente quello. Perché altrimenti restate in superficie e capendo quel piccolo pezzettino capirete anche tutto il resto, però dovete capire quello che vi interessa e approfondire. Questa cosa qua, secondo me, è un consiglio molto interessante e che fa il paio con quello che dicevamo prima, no? Cioè che se io resto sempre nella fase in cui ho 10.000 possibilità, da un lato mi cresce l'ansia, dall'altro non sono mai felice e contento. Non posso provare gioia se penso sempre che c'è un'alternativa diversa. A un certo punto bisogna fare una scelta e dedicarsi a qualcosa. Nel mio caso, per esempio, alcuni anni fa, quando frequentavo l'università e volevo fare l'educatore, e poi ho fatto l'educatore in realtà per molto tempo,
ho capito che i media mi interessavano tantissimo, perché non conoscevo i meccanismi, avevo visto i cartoni animati giapponesi e non sapevo niente, qualcuno mi ha spiegato che... Quindi ho detto, questa roba qua mi interessa tantissimo e ho fatto tutto quello che potevo fare per approfondire. Quindi ho cominciato a leggere libri, ho cominciato a interessarmi all'argomento, ho cominciato a guardare delle cose e mi interessa ancora oggi, dopo 30 anni che ci... E quindi, ecco, questa cosa qui, rispondere a questa domanda, secondo me è fondamentale e quello che mi fa stare bene normalmente anche è qualcosa che mi diverte. La cosa più bella che può accadere a una persona, secondo me, è di fare un lavoro o un'attività in cui si diverte, che gli piace e in cui si diverte. Quindi il mio augurio è che voi riusciate, parlo ai ragazzi soprattutto, a rispondere a questa domanda, cosa veramente mi interessa, cosa veramente mi appassiona, mi rende felice. Questa cosa potrebbe riguardare anche il contesto digitale e poi riuscire a scegliere di dedicarvi a quella cosa lì. È ovvio che è difficile, non è una cosa che si capisce né a 14 né a 15, qualcuno la capisce quando è bambino, per esempio, perché c'è qualcuno che dice io voglio fare quella roba lì, mi piace. Quindi ognuno di voi risponderà a questa domanda nei tempi giusti, ma l'importante è farsela. E questa cosa qui che riguarda tantissimo proprio anche il campo digitale, ma perché riguarda il campo digitale? Perché noi siamo pieni di stimoli su chi siamo, su cosa è interessante, su cosa è importante fare, su cosa è importante sviluppare, che non derivano da noi stessi, dalle pause che non abbiamo, ma che derivano direttamente dai social e dai media. Quindi voi siete pieni di informazioni e di gente, parlo anche ancora ai ragazzi, che vi dicono, no? Cosa è importante sapere, cosa è importante fare, ci sono i professori, ci sono i genitori, poi ci sono i vostri idoli su YouTube, su TikTok, tutti che vi dicono che cosa è importante, che cosa è bello, eccetera. Poi la sintesi ovviamente dovete farla voi, e la sintesi si fa anche con le pause, soprattutto. Quindi io non ho una definizione come quella scientifica del professor Marco Gui sul benessere digitale, ma credo che abbia molto molto a che fare con il tempo, la scelta sul tempo, sull'attenzione che noi dobbiamo mettere sulle cose e sul divertimento, che è anche scegliere che cosa veramente ci piace e ci fa stare bene. Questo è il mio piccolo contributo sul benessere digitale. Per quanto riguarda l'associazione MEC, ci sarebbero tante cose da dire, ma fondamentalmente ve ne dico due, nel senso che la nostra associazione si è chiesta questo fondamentalmente diversi anni fa, e cioè quali sono i temi importanti su cui potrebbe essere interessante lavorare per aumentare le competenze digitali dei bambini e dei ragazzi da una parte, dei genitori e degli insegnanti. E quindi abbiamo sviluppato, continuiamo a sviluppare dei progetti dove riusciamo a fare questa attività. Ve ne cito, anzi, perché non ho il tempo di raccontarvi, ve ne cito due che sono molto facili da capire. Uno è il patentino per lo smartphone, si chiama, ed è un'attività dove ci sono dei moduli formativi dentro le classi che si fanno coi ragazzi, in cui il tema della rete di internet viene sviluppato nei suoi contenuti principali e nei suoi argomenti più importanti, che sono i meccanismi di funzionamento, l'impatto dal punto di vista dell'informazione, la parte affettiva. Noi dentro quel mondo lì viviamo delle emozioni, e i ragazzi soprattutto ancora di più. La parte creativa, tutto quello che noi possiamo fare con i social. Quindi tutte queste aree vengono sviluppate in maniera approfondita, proprio per fare in modo che accada quello che è successo, abbiamo visto nelle interviste con i ragazzi adesso, no? Che una ragazza dice: non sapevo che i miei messaggi fanno 30.000 chilometri, oppure che vengono registrati nei server. Adesso che lo so, perché tutto quello che noi facciamo, compreso quello che stiamo facendo ora in questo momento, visto che usiamo la rete, è tracciato, è registrato. Quello che io dico potrebbe essere usato contro di me, non in tribunale, ma anche. Però questa cosa qui, quindi quello di dare delle informazioni di base, ma anche quello di far ragionare le persone su cosa significa usare la rete, e anche sugli effetti dal punto di vista anche sociale, politico, perché noi siamo in un contesto in cui anche l'informazione passa di qua, quindi anche le nostre idee, anche i nostri
Quindi il discorso si amplierebbe molto. Comunque, il patentino è fondamentalmente questo, una serie di attività che si fa in tutte le classi. In questo momento noi lo stiamo facendo in tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, in un progetto di 3 anni, quindi 50 scuole per ogni anno scolastico. Quest'anno siamo in 100 scuole diverse, in tutte le classi prime, e questo percorso si fa facendo dei moduli in classe con i ragazzi, facendo un'attività di formazione con gli insegnanti, perché alcuni di questi moduli li fanno direttamente gli insegnanti, che attraverso un percorso di formazione, e poi c'è la parte di lavoro anche con i genitori. Alla fine di questo percorso, che ha anche dei moduli di valutazione delle competenze, perché questa è un'altra cosa importante, noi non dobbiamo solo chiacchierare, dobbiamo anche capire che cosa arriva dall'altra parte, e anche i ragazzi devono capire se hanno capito. Quindi c'è questa parte di valutazione che noi sulla valutazione in generale siamo un po' scarsi qua in Italia, non si fanno un sacco di cose ma poi si valuta un po' poco questa parte dell'efficacia, quindi noi abbiamo messo proprio all'interno di ciascun modulo questa parte in cui è possibile per l'insegnante capire cosa la sua classe ha capito, e poi c'è la parte del lavoro con i genitori, che è altrettanto fondamentale per unire un po'. Mentre rispetto all'ultima cosa molto interessante, sempre ricito quello che ha detto il professor Gui, e cioè cosa succede con i bambini piccoli quando arriva la tecnologia. Noi abbiamo provato a rispondere a questa domanda inventandoci questo progetto che si chiama Custodi Digitali, dove abbiamo fondamentalmente avuto questa intuizione. Uno è il ruolo del pediatra di famiglia. Quindi abbiamo coinvolto i pediatri di famiglia che hanno risposto in maniera straordinaria, anzi hanno costruito con noi questo progetto, i pediatri di famiglia del Friuli Venezia Giulia. Perché il pediatra di famiglia? Perché è il punto di riferimento per il genitore, perché ne vedono moltissimi, e perché se diventa nostro alleato nell'educazione digitale, quindi nel dare alcuni messaggi di prevenzione rispetto a cos'è benessere digitale per i bambini piccoli, noi raggiungiamo un numero di famiglie enorme e facciamo un'attività preventiva straordinaria. Abbiamo costruito delle schede, le abbiamo costruite insieme con loro e stiamo facendo questo lavoro di informazione e prevenzione, dove però non partiamo da cosa il digitale dice rispetto a se stesso, ma partiamo dai quali sono i bisogni dei bambini dal punto di vista evolutivo e come il digitale può diventare qualcosa che aiuta e quando. E l'altra intuizione fondamentale di fianco al pediatra è che se si vuole fare un lavoro interessante e efficace con i genitori, bisogna dare delle informazioni e delle cose sull'educazione digitale ai genitori a seconda dell'età del bambino che hanno. Quindi passare da informazioni generiche a informazioni che Alberto Pellai ha definito fasi specifiche. Cioè, se io ho un genitore che ha un bambino di 4 anni, devo dire a quel genitore lì delle cose che hanno senso per il bambino della sua età rispetto all'educazione digitale. Se ne ho uno di 10, sono in un altro pianeta. Se ne ho uno di 11 o 14 o 12, da un'altra parte ancora. Se ho un bambino di 6 mesi, posso dire delle cose a quella mamma che allatta, per esempio, tenendo lo smartphone in mano, o che si abitua a far smettere di piangere il bambino mettendogli in mano lo smartphone. È ovvio che a questi diversi genitori, in queste diverse fasce d'età, io devo dare delle indicazioni di educazione digitale molto molto diverse. Noi le abbiamo costruite, abbiamo fatto delle schede divise per fasce d'età, abbiamo coinvolto i pediatri e secondo me stiamo facendo un lavoro molto importante e anche molto, molto innovativo, perché poi in Italia di questi temi si parla molto genericamente, cioè si dice bisognerebbe fare delle cose per la fascia 0-6, bisognerebbe. Poi di fatto però credo che questo sia uno dei primi progetti strutturati che coinvolgono veramente migliaia di famiglie e noi siamo contentissimi di questo lavoro che stiamo facendo con i pediatri e quindi con l'infanzia. Io mi fermerei qua, avrei altre cose ovviamente da raccontarvi rispetto all'associazione, ma visto il tempo che è tiranno, lascerei la palla e la parola ovviamente anche a voi. Vi ringrazio ancora della partecipazione, scusate se non sono stato proprio super accademico, ma mi mancava la presentazione, sono andato a braccio, come si dice. A te Marco. No, invece grazie a te, tutto molto chiaro e appassionante. Ci tenevamo molto anche alla testimonianza delle cose concrete che fai. Hai fatto bene a mettere l'accento sul fatto che se ne parla molto ma si fa poco. A noi premeva, stava veramente a cuore il fatto che qualcuno venisse a raccontarci cose reali.
e quindi di questo ti siamo veramente grati. Caro Marco, lascio la parola per un commento, per un'aggiunta alla dirigente Di Paolo e poi ci sono le domande dei ragazzi presenti in sala e anche le loro risposte alla domanda che è stata posta loro dal professore. Bene, io farò soltanto, come dice Marco, un'aggiunta. Prima di tutto volevo ringraziare per i numerosi spunti. Servono anche a me, ho visto i ragazzi attenti, alcuni hanno anche preso degli appunti e ho notato numerose domande che verranno fatte in seguito. Una parola ricorre spesso in questo festival ed è la relazione. Ed è spuntata anche oggi. Abbiamo detto una relazione con gli strumenti, quindi relazione con lo smartphone, relazione con le immagini digitali, relazione con la televisione, queste immagini che vengono fruite in continuazione, senza, come diceva il dottor Grollo, una pausa di riflessione che serve a noi adulti e serve soprattutto ai ragazzi. Ma questa relazione, poi voglio dare uno spunto anch'io, la relazione che abbiamo con lo smartphone, noi riusciamo a distinguere, e qui faccio la domanda anche ai ragazzi che sono presenti in sala, riusciamo a distinguere la relazione reale e la relazione invece non reale all'interno di una comunicazione digitale? Molto spesso anche noi usiamo una comunicazione non reale nel digitale. Io vedo i ragazzi che magari fanno una foto e ridono, poi spostano il cellulare e invece non sono affatto così felici, ecco. E quindi lo usiamo bene questo smartphone nelle nostre relazioni. E poi siamo dipendenti tutti da smartphone? Ecco, riuscite a spegnere il vostro smartphone e a lasciarlo lì una settimana? Ci riuscite? Ci riusciamo? Lo controllate il vostro strumento? Ecco, queste sono delle suggestioni che mi sono sovvenute mentre voi stavate parlando e le lascio come punto di domanda ai ragazzi. Poi qui si aprirebbe anche un'altra parte, no? Dedicata agli adulti. Infatti lei, come ha ben detto, nei suoi interventi si rivolge a ragazzi, ad insegnanti e ad adulti, perché anche qui deve esserci una relazione e dovremmo essere tutti uniti in una visione comune rispetto anche a quando far usare uno smartphone. Vicari è stato molto selettivo, ha detto fino a 5 anni niente, poi dai 12 si può cominciare ad avere uno smartphone in autonomia. Ecco. Lascio a voi le domande perché io non ho risposte in questo. Alla sua osservazione, che si aggancia a quella del professor Vicari, si aggiungono anche le risposte dei ragazzi in sala alla domanda del professor Gui. Allora diversi ragazzi dicono: secondo me prima delle secondarie di primo grado non si dovrebbero avere strumenti digitali propri, al massimo accedere alle piattaforme digitali con il controllo dei genitori. Qualcun altro dice: prima delle scuole superiori i genitori dovrebbero controllare i contenuti a cui sono esposti i loro figli. Quindi queste sono le risposte alla sua domanda, professore. E credo che, come ho detto in apertura, i ragazzi spesso siano molto più consapevoli di quello che pensiamo. Siamo forse noi adulti che dobbiamo qualche volta chiarirci le idee e riprendere posizione rispetto a ciò che è giusto che facciamo nei loro confronti, compreso mettere delle regole, dei limiti e dare dei tempi, come è stato anche sottolineato. Quindi il contributo... Posso replicare? Come? Posso replicare a questa risposta? Sì, certamente sì. Allora, intanto mi sembra una risposta molto sensata.
E, per esempio, se già ci mettessimo d'accordo che alla scuola primaria gli smartphone non sono opportuni, gli smartphone personali, avremmo già fatto un ottimo passo in avanti, perché avremmo evitato tutti quei meccanismi di emulazione che poi rendono la vita difficile alle famiglie, che si rendono conto che quello strumento non è adatto a quella fase, ma vivono in un contesto che li spinge ad anticipare. Quindi questa sarebbe già un ottimo passo avanti. E per quanto riguarda il controllo dei genitori prima della scuola superiore, questo risponde anche a una legge che noi ci dimentichiamo che esiste, ma esiste, che dice che i ragazzi con meno di 14 anni non possono autonomamente entrare all'interno delle piattaforme perché non possono cedere, dare il consenso all'utilizzo dei propri dati. Ecco, io credo che anche delle norme di questo genere sarebbero veramente importanti. Le norme magari in alcuni casi, come abbiamo visto, ci sono già, ma manca il sostrato culturale per farle rispettare. Cioè manca la convinzione da parte della collettività che è importante che i ragazzi non entrino autonomamente nelle piattaforme prima di 14 anni. E noi oggi abbiamo l'evidenza scientifica che ci dice che perché è importante? Perché le problematiche si concentrano proprio in quella fase dell'età. E poi sappiamo anche che i ragazzi che non accedono autonomamente alle piattaforme prima di 14 anni non stanno perdendo nulla in termini di competenza digitale, di cittadinanza digitale, anzi, questo era un misunderstanding, diciamo, di una visione troppo ottimistica e giovanilistica della rete. Non si perde nulla a aspettare, ad usare certi strumenti complessi fatti per gli adulti, ma semmai si guadagna tempo per riflettere e sviluppare le competenze digitali che poi saranno utili un domani. Quindi queste risposte le trovo assolutamente centrate. Dopo si può discutere sull'età specifica, però già il fatto di mettersi d'accordo sulla primaria è un passo avanti. Grazie professore, ci sono moltissime domande anche dei ragazzi, fra l'altro lo dico per la terza volta ma mi colpisce la capacità critica che stanno dimostrando. Allora rivolgerei a Marco Grollo alcune domande che mi sembrano molto legate al ruolo di un educatore, perché i ragazzi chiedono per esempio ma il non utilizzo dei social e dei cellulari può portare anche all'esclusione in un gruppo, cioè ci sono anche queste dinamiche qui. Come pure ci sono rischi di conoscere delle persone online e quindi, come dire, noi ragazzi però ci troviamo in una serie non solo di rischi per la nostra sicurezza, ma anche rischi relazionali, perché possiamo essere esclusi oppure possiamo incontrare delle persone poco affidabili di cui non possiamo verificare bene le credenziali. Marco? Sì, allora, è vero, assolutamente. Nel senso che ci possono essere dei contesti, pensiamo ai gruppi WhatsApp di classe, prendo il più banale, in cui ovviamente essere dentro e fuori fa la differenza. A quel punto la scelta è come ci sto dentro però, in questi contesti relazionali e cosa posso fare o cosa no. Non è vero che sono indispensabili però, perché le persone riuscivano a fare i compiti, a comunicare tra di loro, eccetera, anche quando non c'era WhatsApp. Mi sembrerà impossibile, ma in realtà succedeva questo anche, che ci si vedeva, ci si comunicava tranquillamente, ci si metteva d'accordo sulle cose da fare, anche quando non esistevano i social. È ovvio che sono uno strumento talmente forte che se c'era tutto il gruppo e io sono escluso, mi sento escluso. Quindi c'è questa dinamica, capisco che ci sia una pressione a stare dentro questi gruppi e va bene anche starci, secondo me, non è che con le indicazioni che diceva il professor Gui però, cioè sapendo che ci sono dei termini di legge e quindi il fatto che i genitori, finché io ho 14 anni, non solo possano ma debbano controllare il telefono e anzi il fatto che se io trovo qualcosa nei social, nei gruppi, che mi disturba o che secondo me non mi torna, ecco, il fatto di utilizzare i genitori e di dire guarda, ho visto questo contenuto,
questo mio compagno potrebbe essere in difficoltà. Questa roba secondo me non funziona così. Cioè il fatto di intervenire anche all'interno, chiamando in causa gli adulti, fino a 14 anni, almeno questa cosa qua dovrebbe essere fondamentale. Voi tenete conto che noi lavoriamo, per esempio, anche nella prevenzione del cyberbullismo, del sexting, di queste cose che poi a volte finiscono anche in tribunale, e a volte riusciamo a fare degli interventi perché ci sono dei vostri coetanei che hanno il coraggio di fare questa cosa che io sto appena, cioè che hanno il coraggio di vedere un contenuto o una fotografia o qualche compagno di classe o qualche amico che è ripreso in una e la fanno vedere e dicono guarda, secondo me questa roba non funziona, e attraverso questa cosa e l'intervento poi con gli adulti si riesce a proteggere e a intervenire prima che succedano dei disastri che poi possono succedere. Quindi questa cosa qua, da un lato si capisce che stare nei gruppi a volte può essere inevitabile, dall'altro appunto bisogna starci con l'attenzione, con l'idea che c'è sempre comunque un adulto che si può contattare e con l'idea della protezione degli altri, del gruppo, questo è fondamentale. L'altra cosa non me la ricordo, ricordami Marco qual era l'altra che non mi sono preso appunti e ho l'Alzheimer perché comincio a essere vecchio anch'io. No, ma le hai toccati entrambi perché i due stimoli erano io mi sento escluso se non faccio parte di qualche gruppo, quindi c'è anche questo aspetto da parte dei ragazzi, sì. E l'altro è ci sono dei rischi a conoscere delle persone online. Ah, ecco, su questo è molto importante, ecco, questa è l'altra cosa che volevo dire. Rispetto alle persone online allora, questo rischio c'è non solo nei social, ma anche in altri ambienti. Non so, i videogiochi, per esempio, sono uno degli ambienti in cui io posso mettermi a giocare online con qualcuno che non conosco e moltissimi videogiochi hanno la chat. Quindi io non solo gioco con qualcuno che non conosco, ma posso anche parlarci. Allora, questa cosa qua ovviamente mi mette in contatto con persone estranee. È ovvio che in questo caso qui, anche in questo caso, è un rischio che bisogna sapere che esiste e anche in questo qua ricordarsi che ci sono comunque sempre gli adulti, cioè ci sono i genitori, ci sono gli insegnanti. Vorrei ricordare a tutti quelli in ascolto, ragazzi e genitori e insegnanti, il titolo di questo festival che è Educhiamoci, cioè aiutiamoci tutti insieme nel compito dell'educazione. Non è gli adulti devono educare e noi siamo qua, è educhiamoci insieme. Quindi l'invito che faccio rispetto anche a questi temi di cui stiamo parlando ai ragazzi è di considerare anche il loro apporto, visto che, come ha detto Marco, giustamente sono anche intelligenti e consapevoli. Il ruolo dell'adulto è anche quello di proteggervi, ma voi dovete aiutare anche l'adulto ogni tanto a entrare in questo mondo, a spiegare quello che succede, a far vedere. Il vostro compito, soprattutto in adolescenza, è sfidarlo, l'adulto, quindi è giusto che ci sia questa cosa qua, però ricordatevi ogni tanto che se ci diamo una mano insieme a stare su internet in maniera sicura, adesso stiamo parlando di sicurezza e di benessere, facciamo un regalo non solo a noi stessi ma anche ai nostri amici e compagni. Quando si sta in gruppo bisogna essere sempre responsabili anche degli altri. Questo non succede solo quando si cammina in montagna o si va in giro per strada e si vede un pericolo che l'altro non vede e si dice no, spostati, ma si deve fare anche assolutamente in rete. E nei gruppi in cui voi siete avete anche una responsabilità verso gli altri. Se voi sapete questa cosa e riuscite a capirla, vedrete che tantissime di queste cose, persone che conoscete che potrebbero essere pericolose o contenuti che girano, riuscirete a evitare che succedano dei danni. Ecco, mi fermerei qua. Grazie Marco, ci piace moltissimo questa interpretazione anche del titolo del nostro festival che accogliamo in pieno, rilanciamo tutte le persone che ci ascoltano. Credo che oggi i ragazzi lo stiano proprio facendo perché ancora arrivano informazioni da parte loro alla famosa domanda del professore. Qualcuno dice prima dei 14 anni gli smartphone e i device tecnologici non devono essere a nostra completa disposizione e quindi questo veramente ci interroga come adulti sul fatto di riprendere posizione e di essere presenti, di essere partecipi, di stabilire relazioni significative con i bambini e con i ragazzi perché poi possiamo anche essere effettivamente coinvolti da loro quando hanno bisogno di segnalarci qualcosa, come dicevi, perché per chiedere a loro di parlare con gli adulti significa che gli adulti devono essere nella disposizione di ascoltarli, devono essere presenti.
e quindi veramente ti ringraziamo anche per questa sottolineatura. Fra l'altro hai citato il sexting, di cui parleremo questo pomeriggio con la professoressa Rossi, e quindi ancora una volta l'abbiamo sottolineato, ma ci tengo a dirlo, ci sono veramente dei fili rossi che passano da un relatore all'altro, perché da molte sfaccettature, da molte angolazioni guardiamo il tema dell'educazione, ma poi veramente tutti insieme raggiungiamo gli stessi punti importanti, che sono questi. Ancora una domanda da parte dei ragazzi al professor Gui, che ha parlato di iperstimolazione. Qualche ragazzo o qualche ragazza chiedono: ma il rapporto tra l'iperstimolazione e la dipendenza, ci sono delle ricerche che lei ha fatto in proposito? Quando c'è questo passaggio tra l'iperstimolazione e la dipendenza, o questo pericolo? Allora sì, si parla molto di dipendenza, anche se la dipendenza da smartphone o da internet non è in questo momento riconosciuta come una patologia psichiatrica come altri tipi di dipendenze. Ci sono in corso dei dibattiti, quindi non c'è una definizione psichiatrica di dipendenza da smartphone, però ci sono nella letteratura diverse scale che misurano questa dipendenza, tra virgolette, ancora non ufficiale, da cui usando le quali si vede che c'è una piccola percentuale di persone che si possono definire dipendenti in senso stretto, che hanno una serie di sintomi che influiscono pesantemente sulla vita quotidiana, come per esempio si dimenticano di mangiare, non dormono più le ore regolari, smettono di avere relazioni con gli altri, pensano sempre alla connessione. Ecco, però per fortuna si tratta di percentuali piccole, inferiori al 10% in questi casi così gravi. Però il problema non è solo questa dipendenza così esplicita e così grave. Il fatto è che l'altro 90%, se usiamo questo numero, ha comunque un problema di gestione, anche se non è dipendente in senso clinico, ha una serie di disagi durante la sua giornata per il fatto di non riuscire a gestire in modo pensato, in modo pianificato, in modo soddisfacente i media digitali. Dai dati sappiamo anche che questa dipendenza, tra virgolette, o comunque questi disagi sono presenti tra i giovani più che tra gli adulti, e qui sfatiamo un altro dei luoghi comuni della vulgata dei nativi digitali, che ci dice che i giovani sono sempre avanti, che i giovani sono sempre... Chiaro che i giovani hanno una capacità di innovazione, una capacità di generazione di nuove pratiche incredibile, e anche una capacità di familiarizzarsi con i nuovi ambienti che gli adulti non hanno proprio strutturalmente. Ma è anche vero che nel digitale si vede lo stesso processo di sviluppo che si vede in altri ambiti. Quindi, per esempio, la capacità di autocontrollo è superiore negli adulti rispetto soprattutto ai preadolescenti. Quindi non dobbiamo pensare che il digitale sia un campo dove non si vedono queste costanti, diciamo, dello sviluppo umano. Quindi il preadolescente cosa deve fare? Sviluppare questa capacità di autocontrollo, anche legata al digitale, con l'aiuto degli adulti. Lo sviluppo di questa capacità di autocontrollo, di pianificazione, forse anche di capacità di posticipare le gratificazioni, che è anche molto importante. Prima si parlava di tempo, di prendersi degli spazi, e questo è legato anche al fatto che non per forza in tutti i momenti devo essere sollecitato da qualcosa di immediatamente gratificante, del video di TikTok, il video degli shorts di YouTube che fa ridere perché la gente cade, eccetera. E questa stimolazione artificiale può essere in qualche modo arginata. Questo non vuol dire che non mi devo guardare i video di TikTok, li posso guardare, però riesco ad arginare la loro presenza nella mia vita quotidiana, riesco a capire che quello mi porta in una sorta di loop da cui è particolarmente difficile uscire, anche per gli sforzi, diciamo, delle piattaforme che ricordava Marco Grollo prima. Quindi, e questo mi proteggerà, questa capacità di posticipazione delle gratificazioni, non solo dalla dipendenza, tra virgolette, digitale, ma anche da tante altre forme di
dipendenza oppure di, diciamo, incapacità di pianificare il tempo che troverò di fronte nella vita. Grazie professore. Allora ci sono ancora un paio di domande, se riusciamo a stare stretti nei tempi, piuttosto di rinunciare alle domande io vi faccio questo invito e quindi di darci una risposta secca a questi due stimoli che arrivano ancora dai ragazzi, che ci dispiacerebbe appunto perdere. Alcuni dicono, ma il malfunzionamento della tecnologia influisce, quanto influisce negativamente sul nostro benessere e sulle nostre emozioni? L'hanno chiesto almeno 3 persone. Questa domanda la rivolgo al professor Gui perché lui si occupa anche di disparità nell'accesso alle tecnologie da parte dei ragazzi. Allora, il malfunzionamento ovviamente influisce negativamente sul nostro benessere digitale. Quindi noi stiamo bene quando usiamo degli strumenti su cui siamo competenti, che funzionano, che svolgono la funzione per cui la funzione che devono svolgere. Quindi è l'infrastruttura, come dire, un'infrastruttura che funziona è fondamentale, però non fermiamoci all'infrastruttura, nel senso che noi possiamo avere un'infrastruttura bellissima, tutto funziona, eccetera, e poi stiamo tutto il giorno a vedere i video di shorts di YouTube, faccio un esempio grossolano. Quindi, e la disuguaglianza di cui si parlava sta sempre di più spostandosi su questo piano. Sempre meno i giovani sono discriminati dal punto di vista della non occasione di connessione, perché ci sono gli smartphone, perché ci sono la connessione costa meno, ci sono sempre delle fasce che non riescono ad accedere e di queste ci dobbiamo occupare. Però ci dobbiamo occupare anche del fatto che la disuguaglianza si gioca non tanto sulla condizione di connessione, ma si gioca sempre di più sulle capacità che ho di sfruttare quella connessione per qualcosa che mi realizza, che mi fa contento, che mi permette di avanzare, di guadagnare competenze, di prepararmi per una vita futura, diciamo, professionale, gratificante, ma in generale una vita felice, una vita realizzata. Grazie professore. Un'ultima domanda anche per Marco Grollo. I ragazzi chiedono, ma quanto influiscono per esempio sulle emozioni gli haters? Ci sono delle leggi che li puniscono? Al di là della risposta tecnica sulle leggi, anche da educatore, come possiamo difenderci dagli haters che ci attaccano tramite i social? Bisognerebbe avere un sacco di tempo per rispondere, ma diciamo la risposta più semplice è usando alcune delle strategie che usiamo anche per difenderci dagli haters che sono fuori dai social. Nel senso che da un lato ci sono tutta una serie di sistemi tecnici per bloccare le persone che ci scrivono cose non gradite, e quindi ogni piattaforma ha un sistema per bloccare chi ci scrive cose offensive. L'altra è quella di segnalare questa cosa. Se qualcuno ci scrive delle cose offensive si può segnalare sia alla piattaforma che uno la sta usando in maniera impropria, e poi abbiamo detto anche agli adulti che abbiamo intorno, genitori, insegnanti, eccetera. Quindi è molto importante questa cosa della segnalazione, perché far finta di niente è l'altra strategia che normalmente tantissimi usano, no? Faccio finta che... Poi questa strategia in realtà non funziona, perché se io faccio finta che o rispondo aggressivamente ed entro in un conflitto con l'altra persona, non risolvo granché. Anzi, normalmente i conflitti sono, diciamo, i social, questo alla ricerca ce l'ho, poi il professor Gui potrà confermarlo. I social non sono l'ambiente adatto per una bella litigata, perché, come diceva la ragazza prima, c'è un grado di fraintendimento enorme che c'è sempre quando ci si scambia messaggi e insulti sui social. Io non posso vedere l'altro fisicamente, quindi non posso capire spesso se l'altro sta scherzando, se è ironico, per esempio, se mi sta solo prendendo in giro o se mi sta veramente offendendo con cattiveria. E spesso si interpreta tantissimo e in maniera... perché noi siamo esseri soprattutto anche emotivi,
Quindi quello che viene scritto può avere tantissimi significati dal punto di vista emotivo. Quindi il luogo per una bella discussione e chiarimento è sempre fuori dal digitale. Quindi se devo capirmi con qualcuno che secondo me mi ha insultato, eccetera, è inutile che scambio con lui frasi o insulti digitali. Devo vedermi faccia a faccia, e questa è la cosa più semplice, soprattutto se è un amico, un compagno di classe, eccetera. Quindi il primo consiglio è: vedetevi e parlatevi. Il secondo è quello che ho detto prima: ci sono tutta una serie di sistemi per bloccare le persone. Poi se sono sconosciuti si bloccano e dopo un po', se insistono, si segnalano. Rispetto a quello che diceva invece sull'iperstimolazione prima Marco Gui, è che mi ha interessato molto. Volevo dire che appunto anche secondo me il tema non è tanto il fatto di avere l'accesso, perché questo è una delle cose che viene detta sempre dal punto di vista proprio generale, che si risolve tutto collegando le persone, connettendo. Quando le scuole in Italia avranno tutte la fibra, il problema dell'educazione sarà risolto, perché tutti finalmente avranno la possibilità di navigare velocemente. Ma il problema appunto non è la connessione, il problema sono le competenze critiche. Quindi la capacità di usare poi quello strumento in maniera interessante, in maniera consapevole, in maniera creativa. Quindi bisognerà, secondo me, nei prossimi anni lavorare moltissimo. Lo dico sapendo di lavorare nel mio interesse, visto che l'associazione si occupa di sviluppo delle competenze digitali, ma la vera sfida sarà quella. Non sarà avere la possibilità di collegarsi, perché saremo tutti collegati, sarà capire cosa fare con questa enorme potenzialità che è la rete, che sono i social, e questo si collegherà alle nostre capacità e soprattutto a quelle dei ragazzi personali e professionali, e si collegherà tantissimo al tema del benessere, perché più io userò consapevolmente la rete e saprò perché la sto usando e quali sono i miei obiettivi personali e sociali, più ovviamente starò bene, sarò consapevole, ma sarò anche una persona che rispetto al tema della gioia potrà andarsi a cercare la sua fonte di gioia, perché saprà che cosa esattamente gli serve per essere felice. Io grazie infinite Marco Grolla, una bellissima conclusione, non avevamo dubbi. Abbiamo parlato di tempo e anche della mancanza di tempo per dire tutto quello che ci starebbe a cuore, ma il nostro auspicio a conclusione di questo incontro, come nei precedenti, è che questo sia veramente un inizio e non una conclusione, e quindi l'auspicio è di rimanere ancora in contatto con te, con la tua associazione MEC, Media Educazione Comunità. Ci conosciamo da anni, lo possiamo dire, ci sono già delle forme di collaborazione e di stima reciproca, altrettanto ci auguriamo di poter fare con il professor Marco Gui, che ringraziamo tantissimo, in collegamento da Milano. Grazie a voi. Grazie professore, e ad altre occasioni come queste naturalmente. Un grazie anche all'Università Milano Bicocca, che ha patrocinato il nostro festival, l'università per la quale lei lavora. Un grazie molto sentito sempre alla nostra dirigente Donatella Di Paolo, dirigente dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I, che ci ospita anche qui per le dirette presso la scuola secondaria di primo grado da Ponte. Un grazie alle ragazze e ai ragazzi delle classi terza G e terza E, invece della scuola Umberto Cosmo, sempre di Vittorio Veneto, e agli insegnanti che li hanno accompagnati qui oggi. Grazie anche per il vostro contributo molto attivo a questo incontro, siete stati veramente protagonisti di questa chiacchierata. Anche con voi l'auspicio è di continuare ad avere contatti e scambi, e quindi, lo dico per l'ultima volta in questo incontro, questi solamente sono degli inizi di relazione, inizi di conoscenza, inizi di occasioni ulteriori per educarci anche a vicenda, come è accaduto oggi. Il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Invitiamo tutti voi a mantenervi in contatto con il nostro festival consultando il sito www.educhiamocivittorioveneto.it. In conclusione vi ricordo gli appuntamenti di oggi. Alle 15 vi aspettiamo con Roberta Rossi con un incontro dal titolo Chi viene prima. Alle 17:30 ci sarà la tavola rotonda dal titolo Facciamo il punto, alla quale parteciperanno i dirigenti scolastici e i
politici del Veneto e gli amministratori locali, proprio per fare un confronto su come tutti gli importanti stimoli, le indicazioni, i consigli e gli approfondimenti che abbiamo ricevuto dagli esperti in questo festival si possano tradurre in scelte e progetti concreti per le nostre realtà di vita. Infine, questa sera alle ore 20:30 incontreremo Daniele Novara, che ci parlerà di comunità ed educazione in un incontro dal titolo Nessuno escluso. Quindi arrivederci a tutti. Ci vediamo ancora con il nostro festival Educhiamoci, giornate per l'educazione. Buona giornata.